Marco Giampaolo è ufficialmente il nuovo allenatore del Milan. Il club, tramite una nota, ha comunicato l'ingaggio dell'ex tecnico della Sampdoria, che ha firmato un contratto di 2 anni con opzione per il terzo. La notizia era nell'aria da giorni e si attendeva soltanto l'ufficialità. Dopo 3 stagioni alla guida della Sampdoria, dove ha saputo insegnare e coltivare il suo modo di fare calcio, l'allenatore di Bellinzona è chiamato a risollevare le sorti dei rossoneri dopo una stagione contraddistinta da molti alti e bassi. Il club sarà inoltre in ritiro dal prossimo 8 di luglio. Nonostante la sconfitta nell'ultima partita contro il Brasile, l'Italia femminile conferma il primo posto nel girone e raggiunge gli ottavi di finale del mondiale. A questo risultato storico per la nazionale fa seguito il record di ascolti registrati in questo ultimo match. Sky ha registrato 800.000 spettatori medi con il 3,6% di share ed oltre 1.700.000 spettatori unici, che rappresentano il 13% in più rispetto alla prima partita contro l'Australia. Addirittura la Rai, che per la prima volta nella sua storia ha trasmesso una gara del mondiale femminile, ha ottenuto quasi 7 milioni di telespettatori, superando il 25% di share nazionale. Sono dati piuttosto significativi su come l'interesse degli spettatori italiani sulle ragazze del coach Bartolini sia in costante crescita. Adesso la nazionale dovrà vedersela con una tra Cina e Nigeria per raggiungere per la prima volta nella sua storia i quarti di finale del mondiale e così continuare a farci sognare. Alessandro Nesta è il nuovo allenatore del Frosinone. Credo che sono su una strada giusta, che è il mio calcio. Credo che a Frosinone qua hanno tutti mi hanno dato la disponibilità di proporre quello che so fare, perciò non ho preoccupazioni. Ho parlato col presidente Stirpe, che ho conosciuto l'altro giorno, grande personaggio, grande persona, e le parole che mi ha detto sono quelle che tutti gli allenatori vogliono, cioè sperano di sentire. Mi ha detto: fai quello che tu sai fare, non provare a fare qualcosa che non sai fare, perciò questo vuol dire che sa quello che sono, perché l'anno scorso col Perugia abbiamo fatto un tipo di calcio che è la mia identità. Io credo che la brutta copia di qualcuno venga male, perciò se sono stato scelto è per fare quello che so fare, non per fare quello che qualcun altro ha fatto o che si aspetta. Poi se funzionerà o no è una mia responsabilità. Le prime parole di Ettore Messina come nuovo coach dell'Olimpia Milano. Non nego che la possibilità di avere l'opportunità di provare a fare le cose con le persone con cui credo di poter lavorare bene, provando a portare avanti le cose secondo quelli che secondo me sono i criteri più giusti, è stata la cosa più importante. Non è un tema né di controllo, che è una parola di cui si abusa troppo, né di manie appunto di potere da dittatore coreano. Non è quello, è solo il fatto di sapere di non perdere energie nervose in situazioni dove tu non hai la possibilità di relazionarti con persone di cui ti fidi.